Open Day oggi all'Istituto Martin Luther King di Favara per le varie offerte formative, per il nuovo anno scolastico, per le nuove iscrizioni. Sì, oggi accogliamo i nostri futuri studenti, nonché ovviamente le famiglie che vengono a conoscere la nostra realtà scolastica. In effetti è già dal mese di dicembre che tramite gli Open King tutti i sabati noi siamo stati aperti e i ragazzi hanno potuto effettivamente constatare quello che quotidianamente il Martin Luther King porta avanti come attività formative, laboratoriali ed anche extracurriculari. Oggi è un momento, diciamo, di sintesi, un momento in cui ulteriormente facciamo conoscere la nostra scuola, una scuola che ricordiamo è ben radicata nel nostro territorio. Quest'anno proprio sono i 60 anni dalla Costituzione da sede staccata del Politi a Liceo Martin Luther King. Perché le famiglie e soprattutto gli studenti devono scegliere il King? Il King ha un'ottima offerta formativa, ha dei docenti professionisti, ha una struttura di tutto rispetto, ma soprattutto una scuola all'avanguardia, perché è una scuola che cerca di andare veramente al passo con i tempi e cerca di formare sotto diversi profili e in relazione ovviamente ai piani curriculari che i ragazzi andranno a scegliere, e che offre una seria formazione, quella che oggi serve per poter sì iscriversi all'università, ma soprattutto anche per inserirsi nel mondo del lavoro. Le offerte formative sono tante, se magari le riepiloghiamo. Sì, la nostra scuola è una scuola che, proprio perché è venuta incontro alle esigenze dell'utenza, si è arricchita di indirizzi di studi. Nasce come istituto magistrale, chiaramente oggi scienze umane, indirizzo tradizionale opzione economico-sociale, una ottima tradizione di liceo scientifico tradizionale, opzione scienze applicate, e si è arricchita ulteriormente l'anno scorso con la curvatura di scienze dati e intelligenza artificiale, nonché abbiamo anche l'indirizzo biomedico. Ovviamente abbiamo anche un liceo linguistico che è già al quarto anno, e diciamo che veramente ci fa ben sperare lo studio delle lingue straniere, molte attività extraprogettuali, viaggi. L'anno scorso i nostri ragazzi sono stati a Londra, quest'anno andranno a Dublino. Abbiamo pure l'indirizzo audiovisivo, il liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale, ben affermato, e veramente ci sono ragazzi grandi talenti che già anche fuori stanno facendo conoscere le loro qualità. Una scuola al passo con i tempi, secondo anche le nuove indicazioni ministeriali. Sì, senza ombra di dubbio. È chiaro che non si può più restare indietro, dobbiamo accogliere tutto quello che ci viene proposto, e grazie anche ai progetti PNRR la nostra offerta formativa si è rafforzata tramite il DM contro la dispersione scolastica, offerto veramente la possibilità anche ai nostri alunni di migliorare, di potenziare, di acquisire delle competenze in italiano, inglese, matematica. Con il piano 4.0 invece abbiamo ulteriormente arricchito la nostra scuola di spazi di apprendimento per sperimentare nuove metodologie, quali ad esempio il debate, aule, spazi di ricerca che vengono gestiti tramite l'occhio attento dei nostri docenti, ma sicuramente il tutto per coltivare la curiosità nei nostri alunni, che devono costruire in questo momento insieme alla scuola il proprio futuro. Oggi, dicevamo, è una giornata di accoglienza, gli alunni già iscritti fanno vedere quali sono dal vivo, insomma, in pratica le cose che si fanno, per dare anche la giusta informazione anche ai familiari che ovviamente indirizzeranno e consiglieranno il proprio figlio. Sì, i nostri docenti in questi giorni hanno preparato delle attività laboratoriali, tutte le discipline coinvolte, ovviamente non solo delle discipline di base e quelle che sono di indirizzo, per esempio scienze umane, per ovviamente il liceo di scienze umane, ma quanto anche coding e robotica per lo scientifico, discipline STEM, giornalismo, discipline di audiovisivo multimediali, con i prodotti che sono stati realizzati durante i nostri laboratori, e dopo anche di tutto rispetto
soprattutto il nostro gruppo teatro e il nostro coro, che veramente dà prova di grande competenza e professionalità. La vostra è giusto una scuola, diciamo, inserita bene nel territorio, come lei diceva, tant'è vero che durante l'anno voi fate tantissimi eventi, tante manifestazioni che sono ben radicate nel sociale anche. Sì, è chiaro che il territorio è un punto di partenza molto importante. Devo dire che diverse sono le associazioni che nel corso dell'anno ci coinvolgono e ci propongono delle attività, e la scuola ovviamente risponde, perché è chiaro che i nostri territori possono usufruire di un valido contributo dei lavori fatti dai nostri ragazzi. Per esempio adesso in occasione della giornata della memoria saremo presenti, lo stesso la giornata del ricordo, la festa della legalità, tanti momenti di sana aggregazione che contribuiscono allo sviluppo anche del nostro territorio. A tutto questo c'è anche un accompagnamento, un consiglio che darete ai genitori per le iscrizioni che, ricordiamolo, sono online e che scadranno a febbraio. Sì, il 10 febbraio è stata leggermente posticipata la data d'inizio e tutti coloro i quali hanno anche qualche difficoltà nell'iscrivere i propri figli troveranno i nostri uffici aperti e il nostro personale a disposizione.